proposto a seguito delle relazioni avute con gli altri partiti del centrosinistra la candidatura di Giovanni Manildo, l'ex sindaco di Treviso, un profilo particolarmente significativo che può tenere insieme l'intera alleanza di centrosinistra, prendola anche a forze civiche. Giovanni Manildo è il candidato che può mettere d'accordo tutte le anime dell'alleanza di centrosinistra. Con questa premessa il PD ha proposto il nome dell'ex sindaco di Treviso per la candidatura alla presidenza della regione Veneto, votato dal 90% dei presenti venerdì sera alla riunione della direzione generale del partito. Una figura che possa svolgere un ruolo di federatore, che possa tenere insieme tutte le forze politiche e civiche, la cui vittoria è stata molto importante nel 2013, quando Manildo riuscì a sconfiggere l'allora sindaco di Treviso Gentilini, che era il simbolo anche della Lega. Quindi noi pensiamo che Manildo, per le sue caratteristiche, per la sua storia professionale, per la sua storia politica, possa svolgere questo ruolo. Prima però dell'ufficializzazione e dell'avvio vero e proprio della campagna elettorale è necessario un ulteriore passaggio. Per concretizzarsi avrà bisogno dell'adesione delle altre forze politiche che dovrebbero esprimere a breve, affinché poi, se tutto andrà a buon fine, si possa concretizzare unitariamente questa candidatura. Il tutto dovrebbe concludersi in tempi molto brevi. Gli altri del centro-sinistra in parte si sono già espresse e in parte si esprimeranno nelle prossime giornate, per poi arrivare quindi a riunire l'intera coalizione e a verificare se l'esito sarà questo che io sto dicendo. Quella che si presenterà alle urne sarà una coalizione di centro-sinistra che vedrà insieme diverse forze politiche, dal PD al Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi-Sinistra, ma anche molte forze civiche. Ci si presenterà con una coalizione ampia, con una coalizione che non si è mai vista nella storia recente del Veneto.